ci sarà un'evoluzione. Se lei si riferisce all'attuale sistema di produzione, non c'è dubbio che la riduzione della fonte e fino alla scomparsa della fonte energetica tradizionale, che è il petrolio, porterà ad una evoluzione verso l'uso di fonti diverse di energia. Quella rinnovabile, derivata prevalentemente dal sole, perché il vento è generato dal sole, è certamente una forma di energia a portata di mano che noi credo dobbiamo avere il diritto e il dovere di usare al massimo. Con queste parole il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, descrive la terza rivoluzione industriale che a suo dire sarebbe alle porte in Sicilia. Data d'inizio di questa rivoluzione il 13 marzo 2009, giorno della presentazione del PEARS, il piano energetico ambientale regionale siciliano. La legge quadro con cui, dopo decenni di sviluppo del comparto industriale, in assenza di una normativa regionale specifica, finalmente la Sicilia si dota di un piano che regola un settore, quello dell'energia e della raffinazione costiera, che ha portato da una parte lavoro e sostentamento economico, ma dall'altra un impatto ambientale fortissimo che in alcuni casi sta degenerando in emergenza sanitaria. Non solo Lombardo, ma tutta la giunta e tutti i funzionari regionali per mesi hanno preparato il terreno all'approvazione del PEARS, tirando nuovamente fuori dal cassetto l'argomento dopo che ormai quasi nessuno credeva più che la Sicilia si potesse dotare di un piano energetico. Non c'è stato un solo convegno, una sola intervista o una sola dichiarazione ufficiale al riguardo che non puntasse l'attenzione sull'esigenza di sviluppare le fonti rinnovabili in Sicilia. Come regione già da tempo ci si è posti il problema di quello che la nostra terra ha subito e continua anche a subire in tema di inquinamento per la presenza delle 3 aree ad alto rischio di crisi ambientale, della presenza di centrali termoelettriche alimentate da fonti tradizionali e quindi con il problema relativo alle emissioni in atmosfera e tutto quello che comporta. Perché abbiamo l'esigenza, e sentiamo anche noi l'esigenza, di passare da un'economia che è basata sul ciclo del carbonio ad un'economia che è basata sul ciclo dell'acqua, del sole appunto, e del vento. Le rinnovabili per la regione siciliana, attenzione, sono sempre energia sostitutiva e mai aggiuntiva da quella da fonte tradizionale, quindi noi man mano che aumentiamo la produzione di energia da fonte rinnovabile, parallelamente dovrebbe diminuire quella prodotta da fonte inquinante, altrimenti non capiamo qual è veramente il beneficio. Tecnicamente questo discorso si traduce con il termine di decarbonizzazione, cioè il passaggio dalla produzione di energia elettrica da fonti fossili, tipicamente il petrolio, il gas naturale e i loro derivati, alla produzione da fonte rinnovabile. In questo modo si ottiene a parità di energia prodotta la riduzione delle emissioni di gas inquinanti e clima alteranti. E con gas clima alterante si intende un gas che modifica il clima favorendo l'effetto serra, in parole povere CO2, cioè biossido di carbonio, cioè anidride carbonica. Sentendo dichiarazioni del genere si potrebbe pensare che nei piani della regione siciliana ci sia uno stop alle centrali termoelettriche e la loro progressiva sostituzione con impianti a fonte rinnovabile per ottenere, appunto, pari quantità di energia con minori emissioni. Non è così. Dichiarazioni alla stampa a parte, infatti, leggendo il PEARS si scopre una realtà diversa. Tra gli obiettivi del piano al primo posto si legge promuovere la diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, attraverso la produzione decentrata e la decarbonizzazione. Poco dopo, nella stessa pagina, l'obiettivo cambia: assicurare lo sfruttamento degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo secondo modalità compatibili con l'ambiente, in rispondenza ai principi e agli obiettivi di politica energetica affidati alla Regione dallo Statuto, nel rispetto delle finalità della politica energetica nazionale e dell'obiettivo di garantire adeguati ritorni economici per i cittadini siciliani. Insomma, decarbonizzazione tramite la ricerca, la produzione e l'utilizzo di fonti basate sul carbonio. Al punto 5 si spiega come:
favorire la ristrutturazione delle centrali termoelettriche esistenti nel territorio della regione per renderle più ecocompatibili, cioè convertire le centrali da olio combustibile a gas naturale. Una conversione del genere effettivamente garantisce una riduzione delle emissioni di gas inquinanti in atmosfera. Il gas naturale infatti non contiene zolfo o altre sostanze tossiche, ma la riduzione dei gas climalteranti è decisamente minore. Bruciando metano infatti si ottengono solo tre cose: energia, vapor d'acqua, anidride carbonica. In realtà quindi nei piani della regione siciliana c'è una forte crescita di tutto il comparto energetico, qualunque sia la fonte utilizzata. La conferma la troviamo addentrandoci nei documenti tecnici allegati al PEARS, un mattone da quasi 600 pagine dove, tra tante altre cose, nel rapporto ambientale elaborato per la valutazione ambientale strategica si legge che tra le strategie da mettere in atto c'è la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. Deve andare verso una produzione di energia pulita. L'energia pulita potrebbe essere quella del gas. Lo spirito del nuovo piano energetico regionale tende a questo, è finalizzato a questo, perché se noi oggi abbiamo tutte le centrali elettriche alimentate da materiale fossile, cioè dire che procurano inquinamento e che procurano problemi ambientali, l'indirizzo sarebbe quello che trasformare, perché già noi siamo autosufficienti per livello energetico a livello regionale e esportiamo una percentuale non indifferente nel resto del paese. Per cui andare ad assommare ancora produzione di energia senza togliere quelli che sono i problemi reali, che sono i problemi ambientali procurati proprio dall'esercizio di queste sostanze, dall'esercizio con l'impiego di queste sostanze, sicuramente non potrà continuare. Per cui l'impegno del governo è quello di adeguare e fare in modo di riequilibrare una sorta di produzione di energia da fonte rinnovabile per andare gradatamente ad annullare quella da produzione di fonte fossile. Per vedere realizzata la terza rivoluzione industriale, quella 100% verde che dice addio alle fonti tradizionali e sposa in pieno le rinnovabili, quella del vento, del sole e dell'idrogeno, quindi in Sicilia si dovrà ancora attendere.